Allora, noi non stiamo parlando, è bene precisare perché lo dicevo anche fuori onda, non stiamo parlando di cose vecchie, prescritte, eccetera, ma stiamo parlando di contratti che si chiudono ancora, quindi vengono ancora chiusi questi contratti di multiproprietà. Sì. Quindi purtroppo i cittadini ci cascano incautamente o ingenuamente in queste situazioni. Che cosa vi risulta di fatto? E quindi anche per dare un allertamento, perché cioè uno lo fa magari consapevolmente, però in realtà molte volte abbiamo avuto anche una testimonianza che è venuta con voi qui in studio da noi, le persone non lo fanno con grande contezza, consapevolezza, eccetera, ma si fanno coinvolgere da un meccanismo di cui non si rendono neanche conto, per poi pentirsene abbondantemente. Quali sono i meccanismi che funzionano adesso? E poi vediamo anche come furbescamente si scavalca il discorso parlando di prestito personale, quindi si scavalca il discorso del finanziamento, eccetera. Diciamo che comunque di società che vendono ancora questi fantomatici prodotti esistono ancora. Magari sono società che hanno cambiato nome, ma i personaggi che vendevano o che erano soci delle società che inizialmente negli anni 2000 vendevano i certificati esistono ancora. C'è stata un'evoluzione proprio per il fatto che comunque si è formata una certa giurisprudenza che ha riconosciuto che la sussistenza di un collegamento negoziale fra il contratto di vendita e il contratto di finanziamento. Ora non si vanno più a concludere, diciamo, dei cosiddetti mutui di scopo, dei crediti al consumo, ma si vanno a concludere dei finanziamenti personali. Quindi la finanziaria esiste sempre, l'istituto di Diciamo finanziamento? che magari c'è stata un'evoluzione, si sono cambiati i nomi delle finanziarie, sono cambiati gli istituti di credito che concedono il finanziamento. Il gioco più o meno è sempre lo stesso, c'è stata un'evoluzione nel senso che non diamo più un finanziamento allo scopo di acquistare il certificato, ti do un finanziamento personale, ti do dei soldi che poi tu girerai alla società venditrice di tua spontanea volontà. Certo. Magari per cifre un po' più alte rispetto al reale contratto. Però sei tu che direttamente chiedi finanziamento per un qualcosa di tuo, non legato È sempre comunque la gente che te lo propone e che te lo presenta. Esatto, dobbiamo distinguere quello che è dato formale. Ecco. Formalmente sei tu che richiedi alla banca, all'istituto di credito, alla finanziatrice, certo, alla società finanziaria, scusatemi, ma in realtà è sempre la società venditrice che ti propina il finanziamento con la diversa finanziaria che comunque con la quale collabora. Ovvio, sì, assolutamente. Cosa comporta? Chiariamo bene questo discorso qui. Allora, questo leggero passaggio. Questa nuova, come dire, frontiera della vendita di questi prodotti ha coinvolto non più e non solo in questo gioco perverso i venditori dei certificati, i venditori di questi prodotti, ma ha coinvolto anche compiacenti broker finanziari, perché è capitato che ci fossero questi moduli che formalmente erano, come avevamo detto, dei prestiti personali con magari una data di poco posticipata rispetto all'acquisto o anche anteriore all'acquisto di multiproprietà, tutto artefatto, con magari anche un luogo di sottoscrizione che non c'entrava niente con la residenza del padovano, faccio un esempio. Cioè, allora, che in posti molto lontani. Per quale motivo? Esatto. Dove magari il consumatore doveva spostarsi per andare a negoziare, chiamiamolo così, esatto, il contratto di finanziamento con un broker. Sì. Ma uno non se ne rende conto effettivamente, no, allora, perché immagino l'emozione con cui uno fa un certo tipo di sottoscrizione, cioè non è che è attento e poi non puoi portarti a casa il contratto perché addirittura non è che non puoi portarti a casa il contratto, è capitato con quell'ospite che abbiamo avuto l'ultima volta che gli erano fatto sottoscrivere in autogrill. Certo, sì. O capita che vengano a casa alla sera dalle 7:30 di sera. 7:30, 8 di sera, gente che ha bambini, con la televisione accesa, con i bimbi che hanno fame, che piangono, firma qua. Cioè, non si guarda il contratto. Ecco, anche lì, e questo va un po' al di là di quella che è la normativa, io è tempo che cerco di arrovellarmi perché
la firma di per sé, la sottoscrizione, è vero che mi debba impegnare in questo modo quando è una routine? Cioè, quante firme dobbiamo fare noi quando sottoscriviamo Sì, infatti. un qualunque tipo? Anche per iscriverci in palestra abbiamo 10 firme da fare e ci sono 10 pagine di condizioni contrattuali. Ma chi le legge? Io sicuramente no, nel momento in cui, e lo dico per primo, ma non perché voglio farmi prendere in giro in qualità di avvocato, ma perché credo che sia normale che nessuno va a leggersi le 10 pagine e va a verificare quelle che sono le sottoscrizioni che ha a posto. Certo. E allora, dal punto di vista anche normativo, e questo è una sorta di lancio che faccio, cerchiamo un po' tutti di dare dei suggerimenti affinché si trovi una modalità per impegnare i consumatori in modo consapevole, Infatti. perché diversamente è così facile sottoscrivere. No, ma è verissimo questo. E quale potrebbe essere questo discorso? Cioè, dove si potrebbe andare a parare? Allora, io credo che innanzitutto, ed è una cosa che vale sia per lo Stato italiano e sia per tutte quelle che sono le conclusioni dei contratti, ci deve snellire la burocrazia, che la burocrazia costa al nostro Stato decine di milioni di euro. Se li costa il nostro Stato, costa anche comunque ai contribuenti. Allora, se siamo arrivati a parlare del 70% di pressione fiscale per un professionista, significa che ci sono dei buchi che bisogna cercare di tappare in qualche modo, e se iniziamo a complicare le cose con una burocrazia troppo oppressiva, non andiamo da nessuna parte. Allo stesso modo, nel momento in cui c'è la necessità della sottoscrizione di un contratto, è inutile che mi si mettano 100 clausole scritte in carattere 05, inguardabili. Ma sì, infatti è che verissimo. mi impegnano. Abbiamo già fatto un passo avanti, almeno però solo con l'Europa da questo punto di vista, per gli ingredienti, no, dei prodotti. Mi viene da sorridere, però è già qualcosa. Ma non c'è niente, e qui magari uno può dire, visto che siamo in Europa, che una direttiva che debba essere recepita e il cui non recepimento ci comporta delle sanzioni, che voi sapete esiste, che potrebbe cambiare lo stato dell'arte, oppure in Europa è tutta la stessa situazione? E magari sono diffuse queste pratiche commerciali solo da noi in Italia? Il problema è che se la legislazione europea fosse, come si dice, self-executive, non ci sarebbero problemi di sorta, ma se noi dobbiamo recepire una direttiva comunitaria in determinati termini e in determinati tempi e non lo facciamo, veniamo sanzionati. Ma chi paga? Non è il Parlamento che paga. No, ma sapere, esiste una direttiva che può aiutarci da questo punto di vista per la sburocratizzazione, per il fatto che non ci sono tutte queste clausole che poi vengono ad essere in qualche modo... In realtà, posto che ogni Stato è libero nello specifico di normare le fattispecie, l'Europa non ha neanche la capacità impositiva di modificare la normativa specifica di ogni singolo Stato. Quello che dovremmo cercare di evitare è di cercare altrove una normativa che ci consenta di snellire. Bisognerebbe intervenire direttamente da qui per fare una bella tabula rasa e da lì iniziare con poche norme precise e concrete. Ecco, lei è un avvocato, lei comunque lavora in quest'ambito dell'associazione dei consumatori. Dov'è l'interesse al non far questo? Perché qualsiasi associazione, tutti gli imprenditori, società, enti, tutti dicono la stessa cosa, però alla fine poi ci troviamo sempre punta a capo. Diciamo che tutti si lamentano, però alla fine non si fa niente, non se ne viene a capo. Doveva esserci la semplificazione amministrativa, non abbiamo visto molto. Questa provoca dei danni diretti ai cittadini, è una delle tante problematiche. Poi parliamo con gli imprenditori, dicono che perdono una marea di tempo e soldi proprio a stare dietro alle procedure burocratiche che sono farraginose, impensabili. Nel settore agricolo addirittura, cioè, abbiamo testimonianze di ogni tipo e noi cittadini ce ne rendiamo conto di non riuscire a starci dietro. Poi ti sfugge un particolare effettivamente, lo paghi
salato, proprio salato in modo insostenibile. L'interesse del mantenere questa burocrazia farraginosa, queste normative a grappolo che si perdono nei meandri del diritto, è proprio perché diversamente la vita sarebbe troppo semplice, ci sarebbe bisogno di meno soggetti addetti a quella tipologia di adempimento e quindi i ministeri avrebbero probabilmente degli esuberi eccessivi, una quantità spropositata di servizi collegati alla burocrazia farebbe la fame, verrebbe meno, perché non dimentichiamoci che è un'industria anche quella, ma allora è anche un'industria quella di scavare una buca certo. e riempirla. Cioè non è che devo tenere impegnate delle persone a scavare una buca e riempirla di nuovo. Cioè, quindi il problema è proprio la base di questa ragnatela che è la normativa italiana. Ecco, c'era un messaggio che diceva il telespettatore che si porta a casa anche le polizze dell'auto, se la legge 10 volte, immaginarsi quelle delle banche, bisogna fare lo stesso. Però questo è, per carità, correttissimo, bravo, encomiabile il fatto che dedichi anche del tempo a questo, abbia del tempo da dedicare a questo, ma anche la capacità poi di capire le clausole, perché sì, non tutti poi... hanno le conoscenze anche di carattere legale. Il problema è che questo è un arrendersi al sistema, cioè un dire a questo punto accondiscendo che questo è il sistema e io devo in qualche modo assecondarlo. Io, siccome ho voi come associazione presente, cerco sempre di dire ma veniamo incontro a tutti coloro che sono la maggior parte, che tempo, capacità non hanno di leggere e portarsi a casa, o anche a volte il coraggio proprio di chiedere un documento, di portarlo a casa, perché voi lo sapete che anche questo è un altro aspetto, e quindi di fare qualcosa in modo importante. Lei mi ha citato, siamo partiti con la nostra trasmissione parlando di una sentenza. Sì. Negli Stati Uniti ha una valenza, come le associazioni di consumatori all'estero hanno un valore, si può arrivare anche qui che da noi una sentenza abbia un valore diverso, un'associazione di consumatori come la vostra abbia un potere di un certo tipo, o è mera utopia, stiamo navigando su... Allora, è vero che anche nella normativa italiana c'è, o meglio, la giurisprudenza e quindi il precedente giuridico porta gli altri giudici a uniformarsi, ma fino a un certo punto, perché laddove non è vincolante, non è vincolante, laddove nel sistema anglosassone, nel momento in cui ci sono poche norme, credo che siano 1/100 di quelle che abbiamo noi, ma molte sentenze. Quindi io nel momento in cui ho individuato la normativa applicabile, poi vado a portare quelli che sono i precedenti. Per quale motivo devo andare a ristudiarmi un caso identico quando ho già, scusatemi la parola, la pappa pronta? Capita in Italia invece che è tutto già prestabilito, evidentemente, che poi farebbero anche meno fatica ad applicare la stessa corrente, salvo che sia cambiato qualcosa, perché se non è cambiato niente, per quale motivo deve cambiare l'orientamento? Cos'è la madderuola? È questa che deve cambiare? E allora è evidente che l'associazione qualcosa può fare, ma che cosa? Portare innanzi al pubblico quella che è il risultato ottenuto, per far sì che l'opinione pubblica ne parli, che è una cosa importantissima questa. Ma anche perché, seppur un provvedimento giudiziario, una sentenza è pubblica, chi è che la conosce se non viene divulgata? A volte si ha anche il timore della divulgazione. E quindi il fatto che ci si trovi a poter parlare di sentenze o di provvedimenti che sono pubblici, salvo, diciamo, quelli che sono i limiti della privacy delle parti, anche lì io avrei qualcosa da ridire, ma insomma ci atteniamo un po' a quelle che sono le tendenze, anche perché se è in nome del popolo italiano, io posso scrivere che Mario Rossi ha vinto contro la banca Pinco Pallino SPA. A volte le banche non la prendono bene, o a volte le parti dicono, si vergognano quasi di essere chiamate, no? Di comparire proprio. E quindi il potere di un'associazione di contribuenti è quella di parlarne,
ma non per fare demagogia, per fare politica. Ma proprio per rendere noto, anche un passo avanti Per comunque, divulgare, cioè per divulgare, perché poi se qualcuno che si trova nella stessa situazione, quello che vogliamo soprattutto, sappia che c'è una via d'uscita. Sa che c'è una via d'uscita, perché qualcuno pensa, ah, ma io ho fatto il contratto, sono passati 5 anni, 7 anni, ormai ho già pagato tutto. Non è un problema. Salvo quelli che sono Quindi non è un, ecco, lei ha detto una cosa importante, passati non è un problema. Io vorrei sospendere un attimo, però agganciarmi qui, Sì. perché è proprio questo invece il problema di molti, cioè il fatto di aver chiuso un contratto, aver già pagato e mettersela via. Questo ho capito un po' che è la questione, ritenendo che tutto quello che voi prendete in mano invece sono questioni ancora in fieri, ancora non risolte. In realtà non è detto che sia questo. Allora, capire i termini, quali sono i termini di decadenza, di prescrizione totali della situazione, a che punto si può ancora intervenire, quindi dare dei suggerimenti sul modo di comportarsi di chi ci ascolta. Tra pochissimi secondi dopo la pubblicità.